Perfetto. Allora, vediamo la storia su YouTube, che sei su YouTube, su Insta, mettere qui, allora, apriamo il caso dei commenti, perfetto, ci siamo. Ci siamo più qualcuno. Si sente malissimo. Allora, credo che adesso si senta molto meglio. Ciao Dante, fatemi sapere se si sente meglio, ragazzi. Ma credo proprio di sì. Tanto mi scuso per la voce, però ancora mi devo riprendere dalla partita con l'Italia. Ho strillato tanto quel giorno e ancora devo riprendere un po' di voce, quindi vi chiedo scusa anticipatamente per la mia assenza di voce. Ciao Padre Pioli, come state ragazzi? Tutto bene? A parte la voce che manca, tutto bene, dai. Anzi, oggi ce n'ho anche un po' di più. È finito Fort, che presumo sia Fortnite 6 minuti, onesto. Onesto. Si vede che è cominciata l'estate, molte meno persone ci sono, ma le live continueranno a esserci. Le live continueranno ad esserci, magari a ritmo ridotto, a ritmo molto probabilmente ridotto, ma continueranno ad esserci le live, ragazzi. Anche perché poi bisogna affrontare duplici argomenti. Ciao Valerio, ciao il mignottone. Bisognerà parlare sia di Cagliari che di Italia, quindi le live sicuramente non mancheranno. Assolutamente. Assolutamente il mignottone, assolutamente, sempre Forza Cagliari. Hai visto cosa ha detto Capozucca all'Unione Sarda? Innanzitutto ciao Riccardo. No, non ho visto. Non ho visto. Mi arriva la notifica che al Cagliari interessa Quamè. Non sarebbe male, non sarebbe per niente male. Però ha giocato col contagocce negli ultimi anni. Ciao a io rosso blu. Io purtroppo quel ragazzo che tu nomini non mi sta più simpatico. Quindi gol di Chic, ne ha fatto un altro? Perché io ho visto che prima ha fatto gol, però non so se ne ha fatto un altro. Ciao Ashi, come ti è sembrata l'Italia contro la Turchia? Beh, penso che abbiamo giocato praticamente solo noi. La Turchia non ha fatto assolutamente nulla e il Cagliari
se il Cagliari e l'Italia, se avesse avuto due rigori che secondo me lampanti che gli spettavano, avrebbe finito la partita 5-0. Quindi potevamo fare anche molto molto di più. Tanto scusate, leggo quello che mi ha inviato Padre Pioli. Il Cagliari non può permettersi l'ingaggio di Godin, ma c'è un contratto, nessuno può impedirgli di restare. Ma stiamo lavorando con chi lo rappresenta per una soluzione che accontenti i tutti. Per Nandez non c'è nulla di concreto, il Leeds non ha fatto nessuna offerta e l'Inter solo un sondaggio, però merita un top club. Discorso simile per Cranio, capisco le sue ambizioni. Trattativa, qualcosa c'è, quindi Cranio probabile partente. Ciao Francesco, un bacione. Simeone e Valujevic, cerchiamo una soluzione che possa accontentare tutti. Valujevic è un giocatore forte, ma se trovasse penalizzante restare può partire. Su Simeone la Sampdoria ha offerto 2 contropartite. Simeone può partire tranquillamente. Da quello che so, la Samp ha offerto Bonazzoli e Yoshida per Simeone. Per un'offerta simile può rimanere Simeone, cioè. Vabbè. Ceppidelli, con Ceppidelli ci sarà oggi l'incontro decisivo. Ci sono le difficoltà, ma quando le parti hanno la stessa volontà si può superare tutto. E questo è un problema, perché io vorrei che partisse. Però vabbè. Ciao Federico, ciao Gigi. De Iola, c'è qualche problema? Il ragazzo ambisce ad avere qualcosa di meglio dal punto di vista economico. Fa pure il pretenzioso. Bene, Joao. Il Cagliari e soprattutto io vogliamo tenerlo e stiamo lavorando a un contratto a lungo termine fino al 2025. Quindi il rinnovo in vista per Joao, che se non erro è in scadenza nel 2022 o 23. Mi pare però 23. Ah, Yoshida e Yankto, scusate. Yoshida e Yankto. Ok. Le certezze, ripartiamo da Paoletti, ahimè. Rog, Marin e Nainggolan, che è stato molto importante per la salvezza. Attenzione, ripartiamo da Nainggolan. Ripartiamo da Nainggolan. Non è scontata questa affermazione, eh? Voglio risolvere la sua operazione prima che inizi il ritiro. Lui si sta già allenando e voglio che sia il vero Nainggolan sin dal 22 agosto. Per Marin ci sono state richieste, ma per noi è incedibile. Direi che finalmente si ha qualcuno in società che parla chiaro. Finalmente. Finalmente si ha qualcuno in società che parla chiaro. Senza troppi giri, voli pindarici di parole e quant'altro. Minuttone, anch'io mi aspettavo molto di più dalla Turchia, perché comunque se si va a vedere a livello di singoli, la Turchia non è messa malissimo. Ha comunque dei buoni giocatori, mi viene in mente Soyuncu in difesa, anche il portiere non ha giocato per niente male, Çalhanoğlu, il Dybala masterizzato, quello della Roma, che adesso mi sfugge il nome, Under. Comunque i giocatori ce l'ha la Turchia. Il Maz che ha vinto il campionato con Lille, cioè i giocatori ce l'ha, però se tu giochi tutti e 11 dietro la linea del pallone è difficile che tu possa combinare qualcosa. Ciao Miguel, diamo in mano a Capozucca la gestione del mercato e in 2 o 3 anni massimo andiamo in Europa. Non so se in 2 o 3 anni, cioè non so se proprio in quel lasso di tempo, però sicuramente possiamo toglierci qualche soddisfazione. E secondo me non è nemmeno un caso che le 2 stagioni migliori del Cagliari negli ultimi anni siano state fatte quando c'era Capozzucca in dirigenza, perché con lui abbiamo vinto un campionato di Serie B, cosa che il Cagliari non aveva mai fatto. Cioè, praticamente in 100 anni di storia non avevamo mai vinto un campionato di Serie B. L'abbiamo fatto l'anno di Capozzucca e siamo arrivati 11esimi in Serie A. Quindi sono contento per voi, Fire Duo, però è un
un bel talento, secondo me non resterà più di tanto. Secondo me non resterà più di tanto perché è veramente tanta roba. Capozucca sta trattando per Frabotta e Caldara. Io mi affido alle sue sapienti decisioni, ma non mi sembrano nomi molto funzionali. Però, ripeto, mi affido a Capozucca, mi affido a lui, mi affido a lui. Ciao Nico, è da tanto, eh. È da tanto che mancavi. Ecco, Bonifazi è uno che a me non entusiasma per niente, ma proprio per niente. Messias, da quello che so, è destinato al Torino, però. Messias, Cagliari si è interessato, ma da quello che so è in trattativa molto avanzata con il Torino. Hanno rallentato la trattativa. Potrebbe essere buona la cosa. Che lavoro fai oltre a YouTube? Che lavoro facevo perché ormai è estate. Lavoravo nelle scuole come addetto mensa nelle scuole elementari. No, è Ace, padre Pioli. Speriamo di prendere Simi, assolutamente. Sarebbe tanta roba, secondo me, Simi. Frattesi del Sassuolo. Non li vedo ancora a livello da Serie A, secondo me. Per il mercato speriamo di vendere Cragno e Simeone e trattenere tutti gli altri desiderati da altre squadre. Sono i più sacrificabili, secondo me. Simeone è il sacrificabile tra i sacrificabili, proprio. Cragno è quello che ti permette di fare più cassa e di stare più tranquillo perché il rimpiazzo ce l'hai già in casa, non devi andare a prendere altri giocatori. Tre nomi che ruberesti a Lecce. Mancosu, Pablo Rodriguez e sinceramente un terzo faccio molto fatica a trovarlo perché Stepinski non mi fa impazzire. Se fosse stato il Lecce dell'anno scorso ti avrei detto Petriccione perché secondo me vale tanto Petriccione, un bel giocatore. Col Crotone ha fatto poca roba, invece con Lecce ha giocato molto meglio. Io lo dicevo già dall'anno scorso di vendere Cragno e tenersi Vicario come primo. Ma non è un ragionamento così sbagliato, però Vicario ancora non l'avevamo visto in Serie A. Quando ha sostituito Cragno ha dimostrato di poter fare tranquillamente il primo, quindi dopo averlo visto io sarei più propenso a cedere Cragno se arriva l'offerta. Ma con la plusvalenza che stiamo per fare non possiamo pigliarci giocatori che non siano Caldara, Bonifazzi, Frabotta. Non è che chiedo tanto, però. Ma in che senso? Ti sembrano nomi troppo piccoli? Valerio? Cranio secondo me parte dopo le parole di Capozucca. Più che altro, se non mi sbaglio, c'è pure la gente che magari spinge un po' per far partire Cragno. Anche Paoletti. Io spero che parta Paoletti. Pediccione è un bel giocatorino. Per Simeone speriamo che qualcuno se lo prenda, altro che se è sacrificabile, assolutamente. Tocca trovare chi c'ha il coraggio di piarselo. Se Tonali non resta al Milan va al Cagliari sicuro. Il problema è che dopo diventeremmo troppo pieni a centrocampo, secondo me. Arrivasse Caldara comunque sarei contento. Se tornasse il giocatore di qualche anno fa sarebbe tanta roba e per lo più ancora giovane. Quanto avrà? 27 anni, esagerando, penso.
Il problema è che ha dimostrato a 27 in questi anni Caldara. Mm, cioè, secondo me non ha dimostrato assolutamente nulla. Ha giocato abbastanza bene all'Atalanta, ma a parte quello, veramente, secondo me è molto molto insipido Caldara come giocatore. Mi dispiacerebbe tantissimo vendere Cragno. Tuttavia lui merita di giocare la Champions e allo stesso tempo Vicario merita di fare il titolare, assolutamente. Assolutamente. Simeone Real Madrid, se gli piacerebbe. Speriamo rimanga il ninja, Tonali no. Io spero che rimanga il ninja se torna il ninja del 2019-2020, perché se torna il ninja di quest'anno, per me può rimanere all'Inter. Perché il ninja di quest'anno non era il ninja. Era un giocatore incostante, con una forma fisica che mancava, un giocatore che non mi è piaciuto, che tolto il gol con la Samp ci si aspettava molto molto di più da lui. Ok che è Nainggolan, ma non gli posso far passare tutte lisce a lui. Se torna il giocatore che era, Nainggolan non è il benvenuto di più, ma se ritorna a giocare come ha giocato questa stagione, non so quanto possa convenire al Cagliari avere un giocatore simile, nonostante si chiami Nainggolan. Godin andrà via al 90%, però mi dispiace, stava crescendo tanto nelle prestazioni, avrebbe aiutato tanto secondo me. Spero si trovi un accordo. Vedremo, vedremo. Non so se dirti se Godin andrà via al 90% perché da quello che so vuole rimanere. E anche il Cagliari comunque vorrebbe che rimanesse. Bisognerà trovare un accordo. Ho letto di spalmare i 3 milioni in 2 anni, il che significa 1,5 milioni all'anno. Il Cagliari ha rifiutato. Ma come fai a rifiutare una cosa del genere considerando che dai 1 milione a Cherry? Spero di aver capito male. No, non hai capito male, come non capisci male quando leggi che Pereiro prende 1,8 milioni e non lo diresti mai per quello che ha giocato. Però io cioè, ripeto, mo non so se è vero che il Cagliari ha rifiutato questa offerta, però 3 milioni all'anno per il Godin che ho visto io non ce li spendo. Per questo Godin io non ce li spendo. Al Milan non ha dimostrato granché Tonali, ma non ha quasi mai giocato. Te lo dico perché ce l'ho al fantacalcio. Non ha praticamente quasi mai giocato Tonali. Vabbè, Miro, magari Nangolan partendo dalla preparazione potrebbe fare bene quest'anno, ma il fatto è che non. Cioè, io non riesco a capire. Comunque, lui la preparazione l'ha fatta con l'Inter. Non ha giocato per 6 mesi, è vero, ma comunque si allenava. Cioè, non è che se un giocatore non gioca, che poi qualche scampolo di partita l'ha fatta in quei 6 mesi all'Inter, non gioca, diventa una pippa. Cioè, comunque sei un giocatore di Serie A. E mi sembra assurdo che se tu comunque continui ad allenarti non riesci a trovare la forma fisica. Mi sembra veramente assurdo. Lo stesso discorso vale per Asamoah, anzi, forse Asamoah è pure più giustificato. Ma Nainggolan che non riesce a trovare la forma fisica, secondo me non sta né in cielo né in terra. Ma zero proprio. Zero. Perché comunque all'Inter non è che non faceva un cazzo se girava i pollici, si allenava. Da Caldara fece un grande biennio all'Atalanta, era anche un difensore goleador. Secondo me può fare bene. Ma io me lo auguro, però ti ripeto, Nico, secondo me rimane un giocatore molto insipido. Mandzukic al Cagliari, a me non dispiacerebbe. Capozucca sul mercato, prenderemo un centrocampista di spessore. Un altro. Ce ne abbiamo pure troppi. Per la difesa dipende tutto da Coutinho e Ceppitelli. Sì. E beh, più di zero non gli si può dare Samoa, dai, Federico. Molti, no, qualcuno mi ha detto che sono stato cattivo, ma non penso di essere stato cattivo.
Allenare è una cosa, giocare per 90 minuti o più è un'altra. Sì, ho capito, ma sei un giocatore professionista, dai. Cioè, giochi in Serie A. Secondo me non stanno in cielo né in terra. Ecco, io Pereiro un altro che venderei perché penso si possa vendere bene. Non lo venderesti bene, soprattutto considerando il suo ingaggio e il suo non ruolo. Che ruolo ha? Voi l'avete capito? Dicevano che era un'ala, ma come fa a fare l'ala se è così lento? Oddio, Pereiro effettivamente non è che abbia ben capito che ruolo abbia. Io lo vedrei bene sia come trequartista che come un esterno a piede invertito, che se non erro è quello che faceva al PSV. Pablo Rodriguez non mi dispiacerebbe affatto, non ti dispiacerebbe, no. Ma un Suso Robben dei poveri rientra sempre sul sinistro e tira da fuori. Cioè, l'unica cosa buona è che è uno che tira da fuori e noi ne abbiamo pochi che lo fanno. Sì. Salvatore, tranquillo, cioè, stiamo ancora al 14 di giugno, il mercato comincia il 1° luglio, non c'è niente da temere. Vai tranquillo. Secondo me non c'è niente da temere, non è ancora cominciato il mercato, quindi. Nandez non va venduto, dobbiamo ripartire da lui e da Cragno per cercare di portare il Cagliari in alto, ma Cragno è molto sacrificabile secondo me, può tranquillamente andare via. Se arriva l'offerta può tranquillamente andare via. Nandez non va ceduto perché Nandez non lo puoi rimpiazzare e se lo rimpiazzi devi fare come Barella, ovvero sostanzialmente ne devi prendere due, no uno, devi prendere due giocatori. Nandez è quello che effettivamente più di tutti deve rimanere. Chi vince stasera, Svezia o Spagna? Secondo te ovviamente la Spagna, ma ovviamente. Sì, lo so, comunque vedere grandi squadre che guardano in casa nostra è un po' fuorviante, ma è sempre stato così, Salvatore. È sempre stato così. Però l'importante è che la dirigenza sappia su cosa ripartire. Io spero solo quello, che non ci sia confusione in società. Ha intenzione di fare le live reaction sulle partite dell'Italia? Live reaction non lo so, mi viene difficile. Poi vedremo. Cosa serve? Metteremo un centrocampista di un certo spessore. Tornerà Caligara che può tranquillamente andare a fa culo. Secondo me in difesa tutto dipende da quel che... L'hai già scritto prima, Padre Pioli? Cioè Marti. Anche tu hai il presentimento che Di Francesco farà bene a Verona? Secondo me sì, ahimè. Dico ahimè perché... Ahimè non per Eusebio, che non odio come il 99% dei tifosi cagliaritani, ma perché odio il Verona. Non lo so, non lo so. Sinceramente non ti saprei dire. Secondo me non è così scontato che faccia bene perché il Verona negli ultimi anni ha giocato con la difesa a 3. Se gli fanno un mercato come gliel'hanno fatto fare al Cagliari, Di Francesco farà male. Carboni è un punto fermo, Lico Giannis vedremo. Lico Giannis può andare via secondo me. Di certo serve gente motivata, con Nandez non avremmo bisogno di un esterno adesso. Se invece dovesse partire potremmo cercare un giocatore anche lì. Ho fatto il fantacalcio degli europei con la mia famiglia, ho speso 301 crediti per Lukaku e ne avevamo 500, la Madonna. Hai firmato col Cagliari 2 milioni, la Madonna, te fai pagare, eh? Ciao Jacopino, un bacione. Io ancora mi devo riprendere con la voce, eh? Io ancora mi devo riprendere. Sto rovinatissimo. Non so te, ma io sto ancora rovinato. Poi il ventilatore non aiuta. Il fatto che torni Caligara è agghiacciante, ma preferisco tenermi un Deiola che un Caricare in rosa. Ah, vabbè, quello è chiaro. Quello è chiaro.
però a quanto pare De Iola pretende qualcosa in più sul contratto. Cranio ok via, ma come già detto altre volte solo con 30 milioni, se proprio servono soldi urgentemente allora vanno bene anche 25 milioni, ma sotto quella cifra deve rimanere. Chiaro. Va venduto ma non va svenduto. Con centrocampista di spessore intende il regista che tanto ci manca, probabile. Probabile. Per gli acquisti bisogna guardare anche al torneo in corso come gli europei e la Coppa America. E la Coppa America, perché si sta giocando anche quella. Capozucca su Giovo Pedro, giocatore simbolo, lavoriamo per un contratto a vita, giustissimo. Sono tutte cose che ho letto prima, però, Marti. Quelle le ho lette prima. Ciao Roberto! Ciao Roberto. Ah, ragazzi, perdonatemi un attimo, mi devo un attimo alzare perché devo prendere una cosa, scusate, eh. Allora, perdonatemi, mi prendo un attimo 2 minuti. Non vi leggerò per 2 minuti, però è una cosa abbastanza importante per me. Allora, fare questo diciamo lavoro, fare lo youtuber è molto bello, ok? E mi ha dato tante possibilità e mi ha regalato tante gioie. Una di queste gioie, che voi potete crederci o meno, è stata questo qua, ricevere questo libro, I quattro mori e la dea. Cos'è questo libro? Sostanzialmente ci sono le storie di tutti i giocatori che hanno giocato per tutte e due le squadre, quindi Cagliari e Atalanta, intervistati, in cui parlano delle loro esperienze in queste due squadre. Io mi sento costantemente tramite mail con lo scrittore di questo libro, Marco Melis, il che purtroppo mi ha detto che questo libro sostanzialmente non ha venduto. Lui mi ha fatto l'onore di regalarmi il libro con tanto di dedica, ve lo faccio vedere, me l'ha regalato a gennaio 2021. Se ragazzi potete aiutarlo, se avete la possibilità di fare questa spesa, non lo dico per fare pubblicità, ma per ripagare il lavoro di una persona che ha speso parecchio per fare questo libro, perché è andato personalmente a intervistare una per una i giocatori. Se avete la possibilità di acquistarlo, io ve lo consiglio. Lo trovate su Amazon, costa questa cifra qua, potrebbe costare di più, potrebbe costare di meno. Se avete la possibilità, io vi consiglio di acquistarlo, anche per fare un favore e per ripagare il lavoro che ha fatto Marco, che ve lo dico è veramente tanto. Quindi scusate se mi sono preso questi 5 minuti, ma meritava veramente. Perché Cagliari e Atalanta? Perché lui è sardo, come avrà intuito dal nome, Marco Melis, ma si è trasferito in pianta stabile a Bergamo. E quindi ecco lì il motivo di Cagliari e Atalanta. Quindi se avete la possibilità ve lo faccio rivedere. I quattro mori e la dea, lo trovate anche su Amazon. Allora, complicate le piste che porterebbero a Zanza inglese. Bene, perché io non li voglio. Mentre starebbero trovando conferme in descrizione su Quamè. Mi piace Quamè, ma negli ultimi anni è stato fermo. Cosa ne pensi dei pareri contrastanti dei tifosi del Cagliari che si dividono a favore e contro João Pedro? Penso che, come sempre, qualsiasi cosa si divide in fazioni. Non è una novità. Io sono assolutamente pro. Anche perché non vedo motivi logici per essere contro. L'attaccante della Fiorentina potrebbe ricoprire il ruolo di vice Pavoletti in vista della prossima stagione. Più defila dalla suggestione De Frello. Qua a me
a fare il vice Pavoletti. Vabbè. Hai visto Eriksen? Quel giorno non ho visto la partita, ma ho visto quello che è successo, cioè l'ho visto il giorno dopo. Zaza no, aiuto, speriamo di no, esatto. Inglese lo vedo meglio, insomma. 33 presenze ha fatto, ma quando? Io l'ho visto a Mozzichi e Bocconi. Ma è entrato a partita in corso. Perché io non me lo ricordo, 33 presenze. Il centrocampista potrebbe essere Agudelo. Agudelo è tanta roba, a me piace. Secondo te quest'anno ci sarà un ridimensionamento drastico perché Giannini ha incassato sicuramente, ma ha speso tanto in ingaggi e anche male. Poi ora le plusvalenze sono sotto la lente di ingrandimento. Comunque secondo me quest'anno ci sarà un ridimensionamento drastico. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Io voglio solo che la società parli chiaro. Io ho smesso ormai di sognare, di fantasticare. Io voglio solo che la società parli chiaro e che dica quest'anno il Cagliari punta a salvarsi. Che dicano le cose come vanno dette, quali sono i veri obiettivi del Cagliari, senza di troppo. Rimanere fissi, cioè, si punta a X obiettivo, basta. Non farci la cosa siamo arrivati 14esimi, 13esimi, l'obiettivo è arrivare ai 12esimi, queste cose qua. Dire le cose come stanno. Come si fa ad essere contro un giocatore che in 2 anni ha fatto 34 gol? A chi ti riferisci, Fede? Vabbè, c'avevo Pedro, giusto? Con me sarebbe più un partner di Pavoletti, non un vice. Esatto, esattamente, Nico, esattamente. Chi ha venuto il Cagliari fino adesso? Nessuno. Noi tifosi ci meritiamo l'Europa, ma noi ci meriteremmo il campionato, pa' pazienza. Il problema è sperare che taglino bene Salvatore, però io mi fido di Capozzucca. Ciao Frederick! Anche perché se parlano di Europa non ci crede nessuno. Esatto, Asci, esatto. Ci sono i fantasmi del passato che ti- non ti ci fanno credere, cioè no. Agudelo vicino al Cagliari. A me piace come nome. A me Agudelo piace. Allo Spezia ha fatto tanto bene. Ma lo sai che più che altro non è fare paura, Vale, il fatto è che si diventa patetici così. Si diventa veramente molto patetici. Per quello apprezzo Capozzucca, perché ti dice le cose come stanno. Non ti esalta quella che potrebbe essere la stagione. Mi dicono questo è l'obiettivo, questo è quello che il Cagliari farà. Quello che verrà è superfluo, sarà in più. Però il Cagliari punta a fare questo. Vogliamo fare questo, vogliamo avere una rosa X. Ed è quello che ha fatto Capozzucca. Quindi, o perlomeno che ha detto, mo staremo a vedere se lo farà, però sono abbastanza fiducioso. Esatto, proprio le stesse parole che ha detto Padre Pioli, cioè che ha detto Capozzucca. È così che bisogna essere. Credo che Capozzucca, pur essendo stato sincero, non si sia voluto ugualmente sbilanciare, ma un pezzettino all'Europa ce l'hanno. Io penso che paradossalmente si sia sbilanciato anche troppo, viste gli sbilanciamenti che ha avuto il Cagliari di solito. Rugani che già l'anno scorso volevi lo riconfermeresti? Io personalmente sì, anche se nel mercato che farei non l'ho messo, io comunque lo riconfermerei perché
Se ho la possibilità di averlo in rosa, io me lo tengo. Ciao Jack Jack, tutto a posto, te? Se parliamo d'Europa, i tifosi del Cagliari si mettono a ridere fino a quando non finisce il campionato 21-22. Quello è il problema. Se prima dici una cosa e poi ne fai un'altra, c'è un problema di fondo. Secondo me in Europa ci va la Viola. Secondo me la Fiorentina potrebbe essere una discreta sorpresa per il prossimo campionato. Perché ha ritrovato un allenatore con la A maiuscola, cioè un allenatore che è un allenatore rispetto agli ultimi che si sono susseguiti in casa fiorentina. Meno male, Jack Jack. Impressioni per le neopromosse? Allora, bisognerà vedere se la Salernitana parteciperà o meno al campionato. È ancora in dubbio questa cosa. Per il resto, sono curioso del Venezia. Sono curioso di vedere il Venezia. Sono curioso di vedere il Venezia. Secondo me l'Empoli senza Dionisi perderà molta magia comunque. Oggi la Scozia è imbarazzante. Valerio, mi duole dirtelo, ma la Scozia è costantemente imbarazzante perché se gli togli Robertson hanno una squadra di scappati di casa. Diciamoci le cose come stanno. Togli Robertson alla Scozia, hanno una squadra di scappati di casa. E Tierney come cazzo si chiama? Comunque quello dell'Arsenal. Gli togli quei due, ma più che altro secondo me Robertson, e la Scozia non esiste, una squadra fatta di nulla. Bello The Last of Us, io non, cioè bello, credo sia bello, non ci ho mai giocato purtroppo. Capozucca vuole tenere Valo, ma lui non vuole rimanere. Se arriva l'offerta va via. Semplice. Se arriva l'offerta è liberissimo di andare, Valo. Se arriva l'offerta, Valerio, Valo va. Però deve arrivare l'offerta. Mi dispiace solo che il Cairo non ci abbia puntato. Mi dispiace che il Cagliari non ci abbia puntato su Valo, perché secondo me è un buon prospetto. Buonissimo prospetto. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che io stasera sarò in live per chi fosse interessato sulla piattaforma Viola dalle 22 fino a mezzanotte, indicativamente. Sembra che Simi sia vicinissimo alla Fiorentina. Peccato, il nostro desiderio non si avvererà. Vedremo, vedremo. Speriamo. Cioè, speriamo che arrivi da noi. Devo capire perché te esce Diego al posto di Miro comunque. Basta che non dici, perché so già due volte, no, l'altra volta l'hai fatto, che hai detto oggi rimango tutta la live, poi non è più scritto. Di Lico che si dice, ce lo facciamo a liberarcene quest'anno? Da quello che so io, per il momento rimane. Speriamo vada via.
però per il momento dovrebbe rimanere. Tanto aspettate un attimo, rispondo a un messaggio. Ok. Da quello che sto sentendo quest'anno l'Inghilterra è molto favorita per vincere l'Europeo. Buonasera Andrea, un bacione. L'Inghilterra favorita non lo so. Non credo, penso che la favorita in assoluto sia la Francia, ahimè. Però l'Inghilterra può essere una buona outsider. Il problema è che l'Inghilterra ha sempre dei buoni interpreti, ma fa costantemente schifo. Tutti gli esterni sinistri dovrebbero andare via. Vedremo se succederà. Ah, stai a Londra, Vale? Beato te. Beato a te. Sei andato a Wembley a vedere Inghilterra-Croazia, bello. Io penso che Ligo rimanga perché altrimenti non avresti più nessuno da insultare. Oh, fidati che qualcuno da insultare c'è sempre. Secondo me ci sarà qualche sorpresa dell'Est Europa. L'unica sorpresa est europea o è la Russia o è l'Ucraina. Non ce ne stanno altre, o la Repubblica Ceca, che non è più di tanto est, ecco. Perché altre, la Macedonia, però. Beh, la partita, a parte il palo subito di Foden, il gol di Sterling, non è che abbia entusiasmato, eh. È stata una partita molto molto scialba Inghilterra-Croazia. Mi aspettavo una partita molto più movimentata. Paradossalmente lo è stato molto di più Austria-Macedonia. Io continuo a chiedermi come fa l'Austria a stare agli europei. L'Austria è cioè, un'altra squadra. Bah. Kelly sta trattando lo scambio con la Samp, Simeone, cioè Yankto Yoshida per Simeone. La Francia è la più forte a livello di singoli, ma come squadra penso siamo superiori noi. Infatti, senza sparare troppo in alto, penso che abbiamo le nostre chance di vittoria. No, non è sparare troppo in alto. Secondo me non è sparare troppo in alto. È plausibile. Secondo me anche Belgio e Spagna saranno importanti. Belgio sì, la Spagna non mi convince più di tanto. Può andare avanti, ma non vincerlo. Barella orgoglio sardo, non lo metto in dubbio, ma io dopo quello che è successo faccio molta fatica a provare simpatia per Barella. Domani Francia-Germania sarà tosta. Se la Germania è rimasta la Germania che ho visto al mondiale di 3 anni fa, è una squadra finita. Finita. Vincerà la Francia, ma tanto a zero proprio, eh. Se invece ha riassettato un po' gli equilibri di squadra la Germania, può fare bene. Io per esempio arrivo al punto di Barella chi non ci arrivo, però non posso passare inosservato a quello che ha fatto.
non ce la faccio a farlo passare inosservato. So che molti sono comunque affezionati a Barella, però io non ce la faccio. Non ce la faccio. Chiedo venia. Più forte di me. Ciao Cartal. Un bacione. Ci avete asfaltato. Ma siete voi che avete giocato male, eh. Siete voi che avete giocato male. Tutti dietro la linea del pallone. È chiaro che poi prendi. Anzi, è andata pure bene che avete perso solo 3-0. Che poi ce l'avete pure la squadra, ce l'avete. Dai, speriamo che vincete col Galles. Sì, manca anche il calcio di rigore, effettivamente. Guarda, onestamente a me frega nulla che ha segnato il risultato, non mi interessa, ma a Barella non gli perdono il calcio in testa a Rog. Oddio, me lo ricordo, me lo ricordo. Sembravano noi contro le big anche, è vero, Salvatore. Specialmente con Di Francesco, tutti arroccati dietro. Barella è solo un giocatore come gli altri, quindi penso che sia ora di finirla con questa Barella mania. I veri amanti del Casteddu sono altri, Riva, Zola, Conti, Cosso, Agostini, Nainggolan, giusto per fare due nomi. Ma io penso che Federico qui non si sia fatta una polemica su chi ama il Cagliari. Devi dissare Jacopino, Cartal, devi dissare Jacopo perché io non c'entro niente. Comunque, non è tanto sul fatto che si dica che Barella è meno amante del Cagliari, però io ripeto che secondo me il modo in cui è andato via è da bambino viziato. Io onestamente, intanto ciao Luca, proverei a monetizzare con Marin e Cragno, ma Marin l'hai riscattato quest'anno, già lo vendi? Evitando la vendita di Nandez, quella va evitata a prescindere, e puntando su un giovane come Frattesi. Non lo so, a me Frattesi, boh, punterei su un altro nome io, sinceramente. A me piace molto di più Malé, devo essere sincero, quello del Venezia. Se dovessi puntare su qualcuno a centrocampo, punterei su di lui. Però vediamo, magari può essere che Frattesi si rivela il nuovo miglior centrocampista del mondo. Grande carta. Allora va a firmare sto contratto, vai, vai. Stai qui in live, va a firmare il contratto. Ciao Fabio, sono stati fatti parecchi nomi, chi più chi meno, ma sono stati fatti molti nomi. Ciao Sardi per sempre, buonasera. Eh, I nomi più o meno quelli sono.
Sì, ma l'offerta dell'Inter per Nandez è imbarazzante, infatti è stata rifiutata. Come è ovvio che sì, è stata rifiutata. Perché non si può entrare allo stadio per vedere le nazionali con la bandiera dei quattro mori, mentre entrano bandiere di altre nazioni, Germania, Inghilterra, Francia? Non ne ho idea, Roberto. Ma chi ti ha detto che non possono entrare le bandiere dei quattro mori? Perché mi pare strano. Ciao Albe, ciao Seba Game. Frattesi pallone d'oro 2021-2022. No, perché quello sarà Farias. No, Frattesi, Farias. Farias pallone d'oro 2021-2022. Diciamo le cose come stanno. Poi c'è la Samoa per l'anno dopo. Dubito che giochi ancora Samoa. Io me lo auguro. È vero, l'ho letto anch'io l'articolo che non hanno fatto entrare il bandierone. Io sinceramente, ragazzi, non ho letto questo articolo, però mi sembra assurdo. Mi sembra veramente assurdo che non facciano entrare la bandiera dei quattro mori. Ma dove non l'hanno fatta entrare precisamente? All'Olimpico? Mo lo leggo. Adesso sembrano tutti celuri e invece hanno speso soldi per comprare i nostri. Madonna mia, che cosa lunga che m'hai inviato. A due tifosi di Sinescola, tra l'altro, il paese di mio nonno. Eh, eh, eh. Dicendomi non è pertinente allo spettacolo. Boh, mi pare strano. Mi pare molto strano. Mi pare veramente strano. Sì, più o meno è la stessa cosa che è stata scritta, Fabio, però da quello che si dice questa persona c'erano anche bandiere dell'America che a un europeo mi sembrano molto poco pertinenti, quindi mm, boh, mi pare strano, mi pare molto strano. Ciao Leo, un bacione. Come lo vedi? Male. Mi dispiace per voi, ma lo vedo molto male. Secondo me, una volta perso Dionisi, si perderà la magia. Ma quello che dice questa persona, Frederick, dice che c'erano anche bandiere americane. Oddio. Quindi, boh, non lo so. Non lo so. Io non le ho viste. Non ho visto bandiere americane alla partita dell'Italia. Però non mi sento di mettere in discussione perché è chiaro non stavo là all'Olimpico.
Lo so, Leo, però Dionisio è tanta roba, eh. In realtà sono stati alcuni juventini coglioni a minacciare per non mettere la bandiera. Ma non lo so. Io lo vengo a scoprire adesso sta cosa. Chi ha letto l'intervista di Zenga? Io no. All'Empoli piace Zappa, che giocatore è? È uno che a Cagliari è stato adattato come terzino destro, ma sostanzialmente è un esterno di centrocampo, un esterno destro, molto molto giovane, molto promettente, eh, molto veloce, però poco adatto alla difesa, molto molto offensivo. Il Cagliari ha fatto un'offerta del Parisi ma respinta. Spero non costi troppo Parisi. No, mi piacerebbe vederlo al Cagliari Parisi. Comunque il gladiatore giallorosso poteva quel commento del video di venerdì. Ah, ok. Allora, l'ho letto il tuo commento, Albe. Ho lasciato perdere. Gliel'ho detto anche dopo, appena finito il video, che poteva succedere qualcosa. Però devi calcolare che non era proprio sobrio. Ok? Avevamo bevuto. E poi l'entusiasmo di ritrovarsi, eccetera, eccetera, gli è sfuggito quel commento. Può capitare, eh, ci sta, cioè è inutile incazzarsi per un qualcosa di simile. Secondo te Eriksen farà il calciatore o si ritira? Vedremo, vedremo se non avrà una patologia troppo grave. Penso che probabilmente potrebbe continuare a fare il calciatore oppure finirà come Muamba, se non mi sbaglio si chiamava il giocatore che quasi morì in campo col Tottenham anni e anni fa. Magari l'anno prossimo. No, famo quest'anno, famo quest'anno. Che ha detto calciatore giallorosso, ha detto Cagliari in merda. Non ha detto nulla di chissà che scandaloso. Ma non era proprio sobrio, quindi cioè, non è che vada a condannarlo per questo. No, no, te l'assicuro, Albe, non saresti stato bannato. Buonasera, Giorgio. Vedremo, vedremo, Leo. Io non lo so perché comunque è ancora ricoverato. Stiamo a vedere. Come faccio a star bene quando vedo che il Verona prende Di Francesco e Giampaolo è sulla bocca di tutti e la Gazzetta nomina Stankovic come miglior italiano? Zenga. Io non ho capito questo che cazzo vuole Davide dell'Artri. Oh, vabbè. C'è pure gente che dice che doveva rimanere a Cagliari questo. Questo è un personaggio, un montato che poche persone ho visto nella mia vita così montate. Zenga penso sia il più montato di tutti. Per me arriviamo ultimi questa. Madonna! Madonna! Leo, un po' di ottimismo, dai. Non andare subito sul pesante, dai. Un po' di ottimismo. Mo' arriviamo ultimi. Comunque un applauso enorme va anche a Chiera, assolutamente, assolutamente. Ma il gol di Shix, sì, Shix, gol di Schick, lo devo vedere perché non l'ho visto. Ho saputo che ha fatto un Eurogol, ma lo devo vedere. Come vedi la Salernitana ce la farà a vendere? Bella domanda, bella domanda. Non so se sperare che ce la fa a vendere e quindi gioca la Salernitana o se sperare che non ce la fa e quindi sale il Città. Sperando che non ripeschino il Benevento.
No, non lo so, sono indeciso. Ho capito che ho detto che sarà dura, ma da essere dura arriva ultimi, ce ne passa. Eh, non essere così cattivo con te stesso. Mi ricordo ancora quella volta che, se non mi sbaglio, si è retrocessi all'ultima giornata contro il Palermo. Se non mi sbaglio, che era l'Empoli del Big Mac. Mo non mi ricordo. Però mi ricordo che c'era una stagione in cui si è retrocessi all'ultima giornata. Sì, col Palermo nel 2017, ecco, vedi? E si salvò il Crotone. Mi ricordavo allora. Ma lo Tiro non fa prima a vendere la Lazio anziché la Salernitana? Albe, se devi scegliere la squadra che ti fa più profitti, chi scegli tra Cagliari e tra Lazio e Salernitana? Se la squadra che ti fa fare più introiti è ovviamente la Lazio, quindi è chiaro che la Lazio lui non la vende, vende la Salernitana. Una volta viene, facciamo una live e parliamo di mercato. Volentieri, volentieri. Magari si potrebbe fare anche qualche live pre-partita. Perché no? Nel senso delle partite di Cagliari-Empoli o Empoli-Cagliari. Anche se faccio molta fatica a digerire l'ultima volta, eh. Sì, ma Lazio un acquirente lo trova. Fidati anche la Salernitana, eh. Puoi collegarti anche tramite l'account YouTube, ce l'hai, perché comunque per commentare hai un account YouTube, quindi basta che colleghi quello, non devi per forza averci un canale. No, no, che con Skype, con StreamYard. Scusa, quando facevi live con Antonio non ti collegavi con StreamYard? Quando ce la facevi, eh? E che caso. Allora mo vediamo, vediamo, perché io, questo è l'unico modo che ho per fare le live. L'unico. Bello il Simpson dietro, infanzia, infanzia. Allora, comunque ragazzi, siamo arrivati all'ora di live, o se no su Insta non c'è nessuno che mi si caga, quindi Insta lo escluderei. Vedremo poi per Polica, ci organizzeremo per bene. Io ragazzi adesso vi saluto, siamo arrivati a un'ora di live, vi ricordo che per chi fosse interessato stasera in live su Twitch dalle 22 a mezzanotte chiacchieriamo un pochino, non si parla di calcio, chiacchieriamo del più e del meno, ma non parliamo di calcio. Per chi fosse interessato vi ricordo anche che c'è un amico che ha bisogno di vendere il libro per cui si è impegnato veramente tantissimo, Marco Melis, I Quattro Mori e la Dea, lo potete trovare tranquillamente su Amazon. Detto questo, io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Belli regà.